È già partito, non mi dici niente Nicola, dai. Dopo, dammi un minuto che arrivo. Allora, in definitiva, no, vieni, Erika, entra, metti tutto là, dai. Io pensavo l'avessi comprati, ma anche già mangiati i miei panini, invece no. Allora, cosa succede? Adesso ve lo dico subito. Allora, voi sapete che conduco 2 trasmissioni che si chiamano Insieme delle persone, che va in onda il venerdì, e Insieme delle persone mi sovvengono. Mi raccomando il resto, Erika, tu anche l'ultimo centesimo, mi raccomando, che poi faccio. Insieme delle persone mi sovveneto, la porta si tira e non si spinge, se non ci facciamo male, che vanno in onda alle 21 il giovedì sera e venerdì sera. Ho chiesto anzi un nuovo studio, avete visto che dal 1° di gennaio diciamo, l'estetica dello studio è cambiata. Perché l'ho fatto? Perché vi voglio ufficialmente invitare in trasmissione, cioè vale a dire che se volete potete partecipare come pubblico alla trasmissione. Non è un pubblico silente che sta là, che sta un'ora a addormentarsi o a guardarsi il cellulare, vorrei un pubblico attivo. Noi siamo abituati a fare i furbi, fare gli eroi, a dire il PD così, quello di Casa Paolo è colà, e qua è così, il nostro capitano, sì, lo facciamo da casa belli tranquilli, io li chiamo i leoni della tastiera, quelli proprio i maci, quelli là che non devono, venitelo a fare in trasmissione, cosa ne pensate? Io vi invito, sotto in sovraimpressione viene in onda le mail con quali potete entrare in contatto, se avete voglia di venire in trasmissione io vi ospito. Attenzione, non dovete partecipare come ospiti, siate sotto, dietro gli ospiti come pubblico e magari se qualcuno di voi ha qualche domanda da fare la può fare in diretta. Non mi sembra una gran cosa, però adesso voglio vedere quanto coraggiosi siete. Vi aspetto numerosi, io sono sicuro che ci sarà la coda, ma vi voglio veramente attivi. Questa è una bella maniera di partecipare e di rendersi attivi nella vita politica, non lamentarsi soltanto. Chi ha voglia di dire qualcosa, io lo accetto a braccia aperte, faccio anche così, guarda, ti aspetto.